guarda. Ehi! 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 Oh! No, porca! Ma vaffanculo! Porca! Cazzo, anche il maremmano ha preso le caviglie, sua mamma! Cazzo, se Singano non va all'avventura, l'avventura va alla Singano, porca troia! Che posti stupendi, vedi quello che ho sempre segnato io, le ciclabili, vedi, grazie al camper e la Singano Bike posso visitare tutte queste robe. Comunque il castello è lì, no? C'è andare anche un po' più piano. No? Arriva. Ah, è carino mettersi anche qua col camper, però questa specie di battuta. La salita è ripidissima, credo sia più del 20%. Che forte, c'è anche la chiesetta, guarda che c'è uno sarà Riccardo Baratella, che sei sempre in sbrindo col suo deltaplano, là vedi tu, magari non si chiama deltaplano, che roba là che hai l'elica dietro e tu vai avanti in rio. Che spettacoli ragazzi, non siamo alti però è spettacolo lo stesso, scusa, cioè bisogna essere per forza alti perché sia uno spettacolo, cioè verrà che veramente non capisce senso sta roba, bella, bella ragazzi, bello pensa che questi ruderi sono del 1220, ci rendiamo conto ragazzi, 1220, cioè fai un po' i conti, che spettacoli, non posso neanche dire della natura, però ti viene istintivo, no? Come se sempre tutti sti pieroni, no? Perché i pieroni, guarda che spettacolo, ti richiamano un po' la natura, no? Sì, qua i strafanti che hanno trovato, vedi? Tondali in bronzo utilizzati dalla zecca clandestina. Quindi le prime monete false, che bello, denario veneziano falso del doge Sebastiano Ziani, 1172. Wow, ragazzi, che roba! Guarda, ci sono le fasi costruttive. Pensa che la prima fase costruttiva avvenne nel 1002, cioè praticamente più di 1020 anni fa, cioè una roba incredibile. Guarda che robe, Giacomo, guarda che razza di castello. Un giorno se vuoi ci veniamo a esplorarlo. Però sì che c'è un po' da camminare in salita. Perché mentiamo ai bambini? C'è un disastro da camminare in salita, cazzo, la bici era lì che diceva che cazzo stai facendo? Simpatica sta cesetta. Qua ci sono delle scritte che non si sa se appartengono ai mone dell'epoca o ai mone moderni.
potenza di freni, una precisione, una potenza estrema, sono Imagura, ma di una precisione pazzesca che ti consente di andare giù con discese di più del 20% sul terreno bagnato con le foglie. Figata, senza sgommare. No? Solimbergo. Mi fermo. Oh, scusa. No, tranquilla, sto qua finché non la prendi. Spilimbergo di là. Presa? Buon. Ciao. Fantastico, fantastico, bellissimo. Io non lavoro più. Porca troia, oh. Che bello, albergo ristorante. Guarda, è scritta Birra Moretti, il simbolo del telefono di una volta. Che figata. No, aspetta un secondo, mi guardo giusto sta piazzetta un attimo che al Focolare, vedi che è abbastanza antichetta, diciamo, con la chiesa in piazza. Guarda che bella. Ah, dalla realtà è tutta un'altra roba. Comunque è carino sto villino. Ma guarda anche qua, come posticini per mettersi col camper, vedi, e star tranquilli. Bene ragazzo, questo vi serve anche da promemoria interno per me, hai capito? Perché la strada per arrivare qui in camper è semplicissima, un po' stretta lì, ma è completamente in pianura, hai capito? Quindi non succede assolutamente niente, è estremamente facile, insomma, dai, ecco, parcheggi qua il camper e vai su a piedi per vederti il castello. Oppure se sei di passaggio, questo lo dico sia a me ma a tutti quanti, se sei di passaggio e sei stanco, guarda che bel posto, cioè in mezzo alla natura, il silenzio, no? Per dormire, per stare la notte, fantastico. Ah, questa è il 20%, e allora l'altra cos'era? Il 30-35, era tanto, ma tanto più ripida l'altra. Questa, sì, no, vabbè, è molto ripida, per carità, ma nulla in confronto a quella di prima. Castello di Solimbergo. La la la, la 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 la, lo lo lo, la la la. Io faccio sosta qui. Pensa, questo dovrebbe essere del 996, quindi prima del 1000. Ti capito? Anzi che oggi non ho le vertigini, zero, bene, strano, perché comunque oh ragazzi, wow, dico ragazzi come gli youtuber, no, il panorama non è proprio il massimo perché hanno costruito tutte le case, no, ma guarda che roba, che bello. Mi sono fermato un secondo a puntinare appunto questo parcheggio perché secondo me è tattico. Guarda, proprio all'ingresso dei sentieri c'è il bidone delle immondizie e le panchine, veramente fantastico. In più a 2 passi insomma c'è il castello da visitare. Se ste robe interessano ragazzi, visto che il sito delle puntine non lo aggiorno più da anni, scrivete nei commenti. Yuri, mi interessa perché ci volete andare, la posizione del parcheggio, e io nella descrizione metto, nel commento in evidenza metto il posto, ma questo vale per tutti i video perché io ho tutto segnato nel singanolefono. Ma che figa anche sta casetta, e c'è il muso gravido, quest'anno sono tutti incinta i mussi, guarda che roba, dentro c'è il cavallo e fuori c'è il muso. Quindi com'è che si chiama l'incrocio tra cavallo e muso? Scrivete nei commenti. Eccoci arrivati, hanno messo anche il parcheggio, probabilmente in previsione di un'orda turistica. Comunque questa è la casa, la villa di Primo Carnera, che era un pugile dell'epoca. Chissà se ci abita ancora qualcuno. Purtroppo non si può vedere niente, per carità, c'era da telefonare
per le visite guidate, hai capito? Se non è che, ecco, vedi, diciamo, lì c'è il suo mosaico, dopo da qualche parte dovrebbe esserci scritto in latino mente sana e corpo sano, però no, non lo vedo, mi pare che era nella testata della casa, ma il tutto viene coperto dagli alberi. Però vedi, insomma, sì, bellissimo, per carità, ecco, guarda anche la scultura fatta, vedi, il braccio, pugno fatta con legno, che bella. Insomma, non essendo un appassionato di box, tutto bello, però insomma, ecco, adesso che l'ho vista vado anche via. C'è una collezione di rubinetti su Google Maps che metà fa basta. Cioè, altro che fontanelle d'Italia, la mia è roba seria. Come ho fatto a perdermi? No, che mi sono ricattato. Quello è il museo dell'arte fabbrile. Ok, a posto, a posto.